Thomas, sarò qui insieme a Thomas Incontri, che sicuramente non ci conosce. Noi ci presentiamo, siamo un'associazione di promozione artistica di giovani emergenti. Abbiamo oltre 500 minuti che ci seguono e di conseguenza noi ti chiediamo innanzitutto di dire ai nostri utenti chi sei tu e cosa farai tu durante il derby della Madonnina, e di fare un forte appello affinché molti di loro ci possano seguire, dato che saremo presenti anche lunedì in sezione stampa, perché loro possano venire a vedere la partita. Ma allora io avrò il compito come conduttore di condurre appunto e perché no anche rallegrare la serata in campo, quindi sarà un 17 maggio sicuramente molto allegro, come ho detto, non solo dal punto di vista calcistico ma anche di grande festa, quindi questa sarà la mia mansione di condurre in campo. E poi non occorre fare grandi appelli, c'è un evento così importante, così bello, così ricco, sia dal punto di vista, dello spettacolo, ma anche dal punto di vista umano, quindi è un appuntamento veramente immancabile, ragazzi. Senti, ricordiamo il costo del biglietto. Il costo del biglietto, sai che non me lo ricordo? Non mi ricordo il costo del biglietto. No, è vero, questa... Ducci. Adesso chiediamo il costo del biglietto. Il costo del biglietto. Eccolo qui, guardate. Ah, ce l'abbiamo. Il primo anello 10 euro. E Insomma, poi il primo anello dei biglietti, 2 biglietti e anche un omaggio. Perfetto, e intanto vi presento il grandissimo Ducci che fa parte dell'organizzazione. Beh, noi speriamo proprio che lo stadio sia pieno, quindi vi aspettiamo in tantissimi, è molto importante perché l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza, quindi più persone vengono allo stadio e più beneficenza si fa, quindi è fondamentale ed importante questo. Noi di Arte Mondo ce la metteremo tutta per far sì di riempire almeno un anello, dai ragazzi. Sicuramente. No? Ok? Io vi Grazie a ringrazio voi. e ci vediamo lunedì. Assolutamente sì, grazie a voi, complimenti e mi raccomando ci vediamo lunedì 17, solo 10 euro quindi. Grazie, ciao.